Si allarga l'inchiesta coordinata dal procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio sulle presunte violenze e sulle carenze strutturali all'interno del carcere di Lorenzo. Circa una trentina di detenuti hanno segnalato anomalie e adesso saranno sentiti dai carabinieri. L'inchiesta, per il momento a carico di ignoti per le ipotesi di violenza privata e omissione di atti d'ufficio, è stata avviata in seguito alle denunce dei radicali che hanno presentato un dossier per segnalare violenza all'interno del reparto di isolamento della struttura di Contrada Petrusa. Le indagini hanno avuto un'accelerazione in seguito alla ribalta mediatica del caso sollevata dal deputato d'Italia Viva Roberto Giacchetti, che ha presentato un'interrogazione parlamentare scritta, e da una delegazione del Partito Radicale guidata da Rita Bernardini e dell'Osservatorio Carceri delle Camere Penali, che hanno effettuato una visita ispettiva lo scorso 17 agosto, conclusa con la denuncia al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sulla base di ciò, diversi detenuti, una trentina, qualcuno nel frattempo è stato trasferito in altre strutture, hanno scritto ai PM al garante dei detenuti. A sua volta avevano eseguito un'ispezione per segnalare circostanze ritenute, sottolineano fonti giudiziarie, di interesse investigativo. I carabinieri sono stati delegati dal capo dei PM agrigentini di sentirli tutti e acquisire la loro testimonianza. Patronaggio, pochi giorni dopo l'apertura del fascicolo, ha fatto un'ispezione nella struttura con gli stessi carabinieri, eseguendo riprese video e fotografiche. Il materiale raccolto verrà esaminato per ulteriore sviluppo delle indagini.